Beh, il bello della tipica accoglienza siciliana è che anche se non ci conosciamo, signora Maria, le nostre porte di casa sono sempre aperte, pronte appunto ad accogliere, a far conoscere, a portare avanti le tradizioni. Oggi siamo a casa della signora Maria che è stata così gentile nel volerci proporre il pane artistico, quello che per tradizione si fa per la festa di San Giuseppe, è vero? Sì, sì, stiamo facendo la preparazione del cocciudato di San Giuseppe. La signora Maria in realtà è un'addetta ai lavori, ha fatto per tutta la vita un po' la panificatrice, no? Sì, sì, ho fatto da 20 anni la panificazione, ho fatto focaccia, ho fatto arancine. Allora, mani laboriose, una vita di sacrifici e oggi è qui per noi per preparare il pane artistico, qualcosa di meraviglioso, talmente bello da vedere. Noi vedremo un po' tutti i passaggi e intanto qui ci sono gli ingredienti pronti. C'è la farina, sale, lievito, acqua. Ora si fa l'impasto e poi si può preparare una bella coccidata. Possiamo dire che l'impasto è un po' quello tradizionale, no? Del pane che tutti conosciamo, Sì, sì, il pane di pasta dura però. con la differenza che si mette meno lievito? Meno lievito perché ha la durata e poi non va alla lievitazione e dura di più. Beh, il pane nella vita un po' di tutti, soprattutto in passato, è stato sempre un elemento fondamentale. Sì. Da piccola la sua mamma lo faceva sempre. Sì, sì, sempre. E per la festa di San Giuseppe si trasforma in arte. Sì, sì. Questa coccidata la stiamo facendo. Allora, adesso vediamo un po' tutti i passaggi, arriveremo perfino ad infornare il pane, è vero? Sì, sì. Si inforna con il forno quando è bello pulito, bianco, si arde la frasca di olive. Bene, allora non resta che metterci al lavoro. Va bene. Ora siamo pronti per fare l'impasto, per fare la coccidata. E si ci mette farina di grano duro, un po' di sale, un po' di lievito e poi acqua. E si va ad impastare. Con la quantità di acqua si regola d'occhio? E si vede con le mani quando l'impasto è pronto. Abbiamo fatto l'impasto. Un pochino leggermente riposato. Ora si può iniziare. Si fanno filoncine, ora si fa una treccia. E la base è pronta? Sì, e la base è pronta. Si procede con i disegni. Questo. Serve una forbice, un pettine, e un tagliarino. Si possono fare tante forme oltre a questa un po' a Sì, ciambella? sì, si può fare un rotolo rotondo, si può fare qualsiasi forma. Queste piccole decorazioni sono fatte proprio con lo stesso impasto? Sì, sì. L'uva, le rose, i tulipani. Sto facendo l'uva, che ora la mettiamo sopra la cuccidata. Da piccolina la mamma ci dava un pezzetto di pasta e creavamo delle piccole cosette. Cosa sta facendo? Del rosa. Ed è fatta la rosa. Vabbè, ora abbiamo finito. Signora Maria, nel frattempo è arrivato l'aiuto, abbiamo visto questo lavoro completato a più mani. Sì, sì. Le mie sorelle sono venute e abbiamo I lavorato. vostri nomi? Giovanna, Lucia. Avete realizzato questo pane della tradizione in famiglia, ecco come si usava fare una volta, perché poi queste sono proprio le occasioni per trascorrere del tempo insieme, così ci hanno insegnato. Sì, sì.
Anche voi avete imparato da piccole. Noi da piccoline creavamo degli oggettini tipo l'uva, uccellini. Ma quando la vostra mamma e voi eravate molto piccole preparava il pane artistico, vi faceva collaborare o potevate solo guardare? No, ci faceva collaborare. Ci dava un pezzetto di pasta e noi ci mettevamo da parte e facevamo delle piccole cose. E adesso quante volte l'anno preparate queste cose? Una volta l'anno, queste cose. Queste solo per San Giuseppe. Poi si fanno tanti tipi di pane, focaccia, altre cose. Abbiamo realizzato veramente tanti decori. Descriviamo un po' cosa abbiamo utilizzato per decorare, oltre ai fiori. Abbiamo organizzato l'uva, dei fiori, poi uccellini, delle foglie, che poi viene messo tutto sopra e viene fatto un bel disegno. Ora si ci deve passare l'uovo. E andrà rifinito con l'uovo sbattuto. Sì, sì. E poi andremo a preparare il forno a legna. Sì, sì, nel forno. Poi si mette un'ora nel forno e basta. Signora Maria, dopo tanto lavoro finalmente adesso la conclusione, quindi siamo davanti a questo bel forno a legna quasi pronti per andare in cottura. Sì, l'abbiamo preparato, ora lo inforniamo come cuoce. Questa è la cottura, quella più tradizionale, più autentica, che poi ci regala anche il sapore più Il intenso. sapore è tutto diverso, non è il gas, non è la corrente, il forno è il forno a legna. Beh, ci siamo lasciati inebriare dai profumi di questa infornata e adesso guardate che bello il risultato finale, questo pane dorato che ha mantenuto perfettamente la forma e che poi con questi tutti i fiori è proprio un inno al risveglio della primavera, possiamo definirlo anche così. Il pane artistico di San Giuseppe, signora Maria. Sì, sì, sì. Questi si fanno per le cene di San Giuseppe, si può fare sempre, però esclusivamente per le cene di San Giuseppe. Diciamo che è più un pane simbolico, votivo, che fa bella vista e non tanto un pane da gustare, visto che comunque ha una consistenza molto croccante. Sì, sì, si può mangiare, però è un peccato. Allora, io le faccio i complimenti perché portare avanti le tradizioni è qualcosa di meraviglioso e poi è qualcosa che unisce, lo abbiamo visto, eravamo oggi in tanti, quindi è stato bello stare in compagnia e portare avanti anche questa vera e propria arte che lei possiede e cerca di tramandare agli altri. Abbiamo realizzato questo servizio per voi per mostrarvi appunto come ancora va avanti la tradizione qui a Chiara Montegulfi, ma non solo, la promessa è quella di tornare a utilizzare quel bellissimo forno a legna per preparare altri piatti della tradizione. Sì. Come ad esempio le impanate. Le impanate, le focacce di tutti i tipi, spinaci, broccoli, impanate, ci sono tante varie focacce. Allora l'auspicio è di tornare qui a Chiara Montegulfi dove c'è sempre una grande accoglienza per noi e ancora tanto da scoprire.